Radio Magica presenta La crivapeta dietro la cascata. Davide Calì racconta una storia sulle cascate di Cotte nel comune di San Leonardo. In ogni cultura esistono racconti su donne misteriose. Nelle valli del Natisone si chiamano crivapete. Si diceva che una crivapeta abitasse dietro le cascate di Cotte, che fosse vestita di bianco, portasse lunghissimi capelli verdi come alghe e avesse i piedi rivolti all'indietro. Qualcuno la descriveva come una fanciulla nel fiore degli anni, dalla voce incantevole. Qualcun altro come una vecchia megera senza denti, la cui risata faceva gelare le ossa dalla paura. Ma nessuno l'aveva mai vista personalmente. Tutte le testimonianze erano un sentito dire. Provenivano sempre dal fratello di un conoscente che l'aveva vista ed era impazzito, oppure era tornato a casa con i capelli sbiancati dallo spavento. Sia come sia, si diceva che la crivapeta possedesse la dote di predire il futuro. Così un giorno un contadino decise di cercarla per chiederle un consiglio. I vicini provarono a distoglierlo dal suo intento, ma lui proseguì con la sua idea. Del resto, i capelli li aveva tutti bianchi ormai da anni e fin da bambino gli avevano dato dello svitato. Cosa poteva accadergli di male? Il contadino raggiunse la cascata dove si diceva abitasse la crivapeta. Poi, rivolto verso la cascata, gridò: «Crivapeta, sei in casa, sì? Sì, sì», rispose una voce da dietro la cascata. Il contadino allora continuò: «Se ti faccio una domanda, non mi fai niente, vero? Vero?» rispose la voce dietro la cascata. «Allora, senti, cosa devo coltivare quest'anno? Orzo o grano?» «Grano», rispose la voce dietro la cascata, e il contadino tornò a casa e piantò il grano. Qualche giorno dopo tornò alla cascata per porre un nuovo quesito alla donna. «Crivapeta, sei in casa, sì? Sì, sì», rispose nuovamente la voce da dietro la cascata. «Se ti faccio una domanda, non mi fai niente, vero? Vero?» confermò la voce dietro la cascata. «Allora, senti, è meglio se compro una vacca o una mula?» «Una mula», rispose la voce della cascata. «E secondo te», chiese ancora il contadino, «devo aggiustare il tetto oppure il vento dell'anno scorso non verrà?» «Non verrà», rispose la voce. Così il contadino comprò la mula e trascurò il tetto.
Quell'anno il raccolto del grano gli andò malissimo. La mula scappò e si ruppe l'osso del collo. Quanto al tetto, il vento forte lo portò via definitivamente. Per anni il contadino raccontò del suo incontro con la crivapeta delle cascate di Kot. Sebbene non l'avesse propriamente vista, la descriveva sempre come una fanciulla molto bella, con un abito bianco, lunghi capelli verdi e solo un piccolo difetto: i piedi storti. Non era cattiva come dicevano tutti, e un'altra cosa che non era vera sul suo conto era che predicesse il futuro. Forse semplicemente non ne capiva niente di agricoltura, di animali e soprattutto di previsioni del tempo. «E la voce?» gli chiedevano sempre gli amici. «Com'era la voce?» «Non lo so», rispondeva ogni volta il contadino, «ma posso dire che imitava la mia alla perfezione». Il povero contadino non aveva capito che la voce che sentiva non era quella della crivapeta, ma l'eco della sua voce che rimbalzava sulle pareti della montagna e ritornava indietro. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su radiomagica.org/smartradio.